Io adesso passo la parola al nostro addetto stampa, che è Tiziano Piazza, che so che qualcuno di voi ha sentito diverse volte e si stanno organizzando per farvi vedere il sito, e quindi io passo la parola. Mi scuso ancora per la voce, ma d'altronde è così. Prego. Finalmente è un grande momento per me, perché soprattutto quest'anno ho iniziato ad avere dei rapporti molto stretti con tutti voi, e finalmente dalle WhatsApp ai telefoni finalmente vi vedo in faccia. E per molti è la prima volta, tipo Marco Camozzi, il nostro corrispondente da Singapore, che da un mese soltanto che ci darà una mano per quel territorio, ma soprattutto anche Pescarolo dalla Cina, i suoi orari pazzeschi per i suoi indirizzi pazzeschi, ma poi tutti gli altri, anche i Moretti, i vari Benedetti, i vari Radames Ravelli, Urbana Corsi. Da Generoso poi, cavolo, con lei si è instaurato un rapporto sulla federazione troppo bello. E niente, quello che intanto vi ringrazio, perché siete stati veramente tanto disponibili per fare queste ultime riviste, perché le prime, vabbè, arrivavano dei materiali, e invece adesso, insomma, la rivista onestamente deve prendere un'altra piega, nel senso che quella che ci siamo visti nei primi già sta migliorando, ecco, in questi. La rivista è una cosa molto importante, non deve essere soltanto un qualcosa che esce agli altri, però ricordatevi che la stessa rivista nei numeri arriva a Bergamo, capisci? Però adesso prima vorrei parlarvi del sito, che lo state vedendo in questo momento, oppure guardiamo, abbiamo qui il tecnico che ci farà vedere. Se vogliamo parlare della rivista, molto semplice, o del sito. Ecco, sono i due momenti forti che hanno giustificato questa riunione. Perché è importante questa riunione? L'ha detto Carlo, il Presidente, per un semplice motivo, che è un cambio di passo. È un cambio di passo che ci è reso obbligatorio, quasi necessario, di necessità virtù, nel senso che anche la pandemia in questi 2 anni ci ha fatto riscoprire certi strumenti che prima non davamo per scontati o erano secondari. Invece adesso, purtroppo, anche per migliorare certe, come dire, certe comunicazioni, per risparmiare anche molto tempo, questi incontri, per esempio, erano quasi impossibili farli se non uscendo da Bergamo, giusto? Si usciva da Bergamo, si facevano tutti questi viaggi, queste trasferte, queste feste, eccetera. Adesso invece abbiamo la possibilità anche di risparmiare anche tempo, e effettivamente in mezz'ora, con un incontro molto tecnico e funzionale, si può fare. Allora, quindi il migliore i collegamenti. I collegamenti non sono soltanto quelli cartacei, ovviamente, che erano legati a un altro tipo di. I tempi cambiano, come diceva il Presidente, e dobbiamo adeguarci anche noi, aggiornarci soprattutto. E ci siamo resi conto che il sito che avevamo era datato, vecchio, fermo al 2018. E poi che cos'era soprattutto? Perché chi di voi va a vedere, o va a vedere, sa veramente di vedere un retrocomputing di tanti anni fa. Era una bacheca, un post-it dove venivano messe delle fotografie, venivano messi dei messaggi, ma più per curiosità, per far vedere. Invece deve essere qualcosa di, come dire, ecco, la parola brutta, non prendetela male, però onestamente era più quasi autocelebrativo di quelli che erano su, piuttosto che gli sfortunati che non sapevano utilizzarlo, non avevano i contatti con chi doveva inserire certi materiali. Invece il sito deve essere qualcosa di fresco, fresco nel senso, la notizia, in questo momento il tecnico Nicola, che ringrazio, sta facendo vedere che il sito ovviamente abbiamo dovuto iniziarlo già da un mese. Prego? Lo vedo, sì, sì, lo vedo anche lì. Allora, abbiamo mantenuto la stessa skyline di Bergamo, perché quello, chiudendo gli occhi, penso che chiunque di voi esce da Bergamo, poi chiudendo gli occhi vede le mura, città alta. I colori, ecco, e poi onestamente le notizie sono fresche, fresche di 24 ore. Avete visto la messa che è stata fatta per i bergamaschi nel mondo, per esempio il nuovo libro sui Casonsei, ecco, adesso pian piano vi spiego bene, ma sono tutte le notizie fresche che arrivano, che partono da Bergamo. Attenzione, la novità è proprio questa. Con questo nuovo, adesso io manderò a tutti voi
il link per accedere, anzi già l'avete tutti dall'altro ieri, giusto? Tutti hanno già magari scartabellato dentro, si sono mossi. Ecco, le notizie devono arrivare dai circoli, dalle delegazioni, da Marco piuttosto che da Sergio, da Simone. E valutando poi come redazione, come presidente, l'opportunità di inserire il materiale, si inserisce. Con il corredo fotografico, se arriva da voi, molto meglio. Ecco. Però ecco, deve essere un interscambio fra... il sito non può essere soltanto, visto che è dei bergamaschi nel mondo, deve essere dei bergamaschi che vivono nel mondo, giusto? Per esempio, recentemente Madaschi dall'Australia, visto che si sta facendo vedere questo, ha inviato il premio che ha ricevuto come miglior portiere degli ultimi 30 anni in Australia, ecco, voglio dire. Sono cose che possono far piacere, oramai in quasi tutte le trasmissioni anche dei media qui a Bergamo, c'è una pagina, l'Eco di Bergamo parla dei bergamaschi, la trasmissione My Valley ha la sua Bergamo con la valigia, cioè si cerca proprio di ridurre le distanze e accorciare i tempi. Ecco, internet, penso, il web, dobbiamo adeguarci anche noi, è il mezzo principale. Quindi ricordatevi bene la mail, perché non è più www.bergamaschinelmondo.it, è .com per inviare il materiale, ma lo trovate in fondo alla pagina. Adesso Nicola va in fondo, lo vede, in fondo alla pagina. Ecco, questi sono i nostri gentilissimi sostenitori, e in fondo ai contatti, ecco qui sotto, trovate tutte le indicazioni. Come diceva Personeni, la novità è questa: andare verso gli emigranti con tutti i giornali per dargli un contenitore dove loro senza fatica possono trovare tutte le riviste locali, Media BG a sinistra, Media Italia, dalla Farnesina al Ministero, il CGIE, l'Osservatore Romano, tutto quello che riguarda le informazioni, diciamo, fiscali, burocratiche, amministrative, e poi, come diceva, è tutto in progress, ovviamente, il sito, perché non è che è finito qua, Poi c'è anche la novità che vi dico oggi. Tutti i giornali che troviamo, per esempio, in Uruguay, piuttosto che a Neuchâtel, La Fiamma, l'Ora di Ottawa, e uno si collega, in 3 secondi vede quello che sta succedendo. Ringrazio soprattutto Tirelli che mi deve dare delle informazioni, attenzione, su chi è, perché è un onore per noi trovare un originario bergamasco che è stato riconfermato presidente, è vero o no? E Carlo Personelli l'ha sottolineato. La novità qual è? Utilizzo di WhatsApp. Non preoccupatevi che se non arrivate voi, arrivo io. E adesso d'ora in poi WhatsApp si può venire, è gratuito, si può vedere anche a livello immagine, e si possono fare delle belle telefonate fra me e Pescarolo, fra me e Radames, fra me e Rota, e le cose diventano un po' più fresche. L'altra novità è che a breve verrà collegato anche un canale YouTube. Cosa vuol dire questo? Che la bella festa che ha fatto Gianni Tirelli con la sua castagnata, se ha fatto un video, lo manda e noi lo pubblichiamo. Capito? Turelli, certo. Poi se c'è anche il video di Tirelli, mettiamo anche quello. Cioè i video possono essere caricati sul sito, capito? Questo per quello che riguarda il sito internet. Quindi l'obiettivo è: mandate le vostre mail e soprattutto collegatevi alla nuova mail, capito? E sarà anche quella delle informazioni che uscirà adesso, perché la vecchia mail.it era collegata al vecchio sito. Ora, avendo un nuovo sito, ovviamente deve essere collegata con una nuova... Per quanto riguarda la rivista, invece, la rivista sta crescendo, nel senso che si cerca di, come dire, cercare di inserire un po' tutti, perché ci sono quelli che sono più presenti, mentre altri invece magari lavorano sotto, non hanno gran voglia di farsi troppo vedere. Però ecco, la rivista sono 32 pagine, in questa ovviamente 2 pagine sono state rubate dai saluti istituzionali, ma ci vogliono anche perché sono persone che tengono all'ente bergamaschi nel mondo, stiamo vedendolo adesso. Ovviamente il saluto del nostro presidente onorario, che ho visto anche in una foto, adesso non lo sa neanche lui, quando stiamo scorrendo, quando lui ha partecipato, pensate, all'inaugurazione del circolo di Londra. Era presente il nostro Santo Locatelli nel 92, pensate un po'. E sono riuscito ad andare a trovare, grazie a Rivellini, Radames e Bernarduzzi, la fotografia
di quando lui era là nella sala con il precedente direttore Fabretti e tutto. Eccolo qua. Se saliamo un attimo, sulla sinistra lo vedete in basso, nasce l'ente bergamaschi nel Regno Unito e lì Santo Locatelli lì che sta sbaffando, sta mangiando insieme. Pensate un attimo, 30 anni fa, e lui era lì. E ci sarà ancora nei prossimi 30 anni, sicuro. Glielo faremo dire a lui dopo. Però questo fa capire. La rivista quindi è un qualcosa di fresco, anche lei. Cerchiamo di pensare già a giugno, il materiale ovviamente inviatelo al minimo un mese e mezzo prima. Siamo riusciti anche a trovare delle fotografie nel Circolo di Parigi, per esempio, il giorno prima della stampa proprio, ed è stato bellissimo, ecco, più fresco di questo. Ora mi collego, adesso mentre sta scorrendo la rivista, che in fondo possiamo andare tranquillamente alle ultime 2 pagine, dove abbiamo anche la presenza appunto del nostro Ducato di Piazza Pontida, perché mi devo tirare le orecchie, perché non è che si possono fare sempre le cose fatte bene, mi devo tirare le orecchie, ma questo giustifica anche quello che si andrà a fare adesso, e passerò la parola poi a Morotti, al Presidente, perché la partecipazione appunto del Ducato di Piazza Pontida fissa nella rivista. E vedete, a volte, perché si fa una serie di incontri per spiegare, per migliorare o per imparare o, come si può dire, rinfrescare il dialetto che verrà presentato adesso? Perché ci sono poi degli errori. Adesso andremo all'ultima pagina, la vediamo subito, un errore. No, eccolo qua, ecco, avanti, eccola qui, l'ultima pagina, vedete? Dialetto che passione, sembra fatto proprio apposta. Questo è quello che gira sul web, al pota che mia modo di spiegare. Ecco, questo è il motivo per cui si fanno anche questi incontri, che verranno spiegati adesso, perché c'è gente che scrive male, perché, oddio, facile parlare, magari, del dialetto, la cadenza, la calata, come viene detto, però scrivere al posto di all, giusto? Ce lo spiegherà oggi il Presidente del Ducato, è un errore per uno che vuole imparare il dialetto. E poi, vabbè, vogliamo salutare i nostri alpini, che era impossibile non chiudere la rivista con loro. Anche qui c'è Santo Locatelli, perché anche lui ha fatto l'alpino. C'è anche il Presidente che ha fatto l'alpino. Vabbè, io volevo soltanto ringraziare anche quelli che non ho salutato, tipo Yvonne, tipo Mauro, Valeria, anche Benedetti che è venuta a ritirare personalmente le riviste di giugno a Bergamo. Cercate di viaggiare, cerchiamo dai, di buttarci dentro.